Oggi parliamo di una delle neoplasie più diffuse, cioè del tumore al seno e degli ultimi progressi a livello di chirurgia. Allora vediamo la prossima scheda e l'intervista ad un esperto. Il tumore al seno si affronta prima di tutto con la chirurgia. Allo IOV esiste una breast unit, dove una paziente con tumore al seno viene presa in carico a 360 gradi. L'equipe di chirurgia senologica opera ogni anno oltre 1000 pazienti. Gli interventi variano da quelli conservativi alla mastectomia, cioè l'asportazione di tutta la mammella che poi verrà ricostruita, senza dimenticare il problema estetico, secondo i concetti della moderna oncoplastica, che si prefigge di ottenere il miglior risultato estetico, ovviamente senza rinunciare minimamente a ottenere una guarigione completa. In sostanza si tende a conservare il più possibile e, se si può, si procede ad una ricostruzione immediata del seno in collaborazione con il chirurgo plastico. Talvolta, oltre alla ghiandola mammaria, può essere necessario asportare i linfonodi ascellari. Durante l'intervento il chirurgo rimuove solo il linfonodo più vicino all'area, gli altri sono asportati soltanto nel caso in cui l'esame istologico accerti la presenza di cellule malate. L'ascella contiene circa 20 linfonodi. Verificare il loro stato dopo l'intervento è importante per accertare se le cellule neoplastiche si sono diffuse al di fuori della mammella e per stabilire la necessità di ulteriori trattamenti. Quali sono le percentuali di guarigione di un tumore al seno? Allora, per fortuna siamo a un buon punto, nel senso che la percentuale di guarigione è in crescita. È pur vero che sono in crescita anche se lieve l'incidenza del tumore alla mammella, però è in crescita anche la percentuale di sopravvivenza. Diciamo che ci attestiamo sugli 88, 90 e forse anche oltre il %. L'obiettivo è di salire ancora di più. La ricerca è fondamentale, naturalmente, come in tanti altri campi, anche e soprattutto nel nostro campo.